Mamma mia, ma quanto è bella aver vinto contro la Juventus il giorno dopo, ancora di più, mamma mia, non ce la faccio, troppo emozionante. Poi la classifica, ma poi come siamo andati a vincere. Ma ciao a tutti amici da Napoli 87, buona domenica. Napoli 2, Juventus 1, analizziamo la partita tempo per tempo. Nel primo tempo la Juventus ha fatto qualcosina in più al Napoli, Meret ha fatto una grandissima parata su Ildiz, poi hanno fatto il gol con Colomani, bel gol anche se fortunato sul rimpallo di Anghissà. Comunque nel secondo tempo tutto un altro Napoli, l'abbiamo messa alle corde, l'abbiamo schiacciati, abbiamo fatto noi la partita e alla fine meritatissima, abbiamo vinto per 2-1, ma Anghissà, ma che giocatore è? Conte, non lo so, l'ha trasformato, cioè un giocatore, serviva oltre McTominay, un altro centrocampista che andasse al gol e anche se è diventato quel centrocampista, sta segnando partita dopo partita, oltre che dominare a centrocampo sui contrasti, a recuperare i palloni, segna anche, cioè è diventato completo, un centrocampista che serviva al Napoli. Conte non solo lui, ha trasformato anche Juan Jesus, Spinazzola, giocatori che erano al margine di questa rosa, erano fuori. Mamma mia, Conte è quello che stimola, che dà quello stimolo, quella grinta, quella cazzimma al Napoli, a tutti i giocatori. Basta vedere Anghissà, basta vedere Simeone a fine partita, Politano che corre ancora stremato all'88esimo. Mamma mia, come siamo belli, come siamo stati belli nel secondo tempo. Questa è la prova, è il carattere è della grande squadra, di una squadra che ci crede, nonostante siamo stati in svantaggio nel primo tempo, abbiamo avuto difficoltà perché la Juventus ha fatto qualcosa in più a noi, non che la Juve abbia fatto chissà cosa, perché poi il Napoli comunque era sul pezzo, ha fatto la sua partita, ovviamente la Juventus ha fatto qualcosa in più, come dico, nel primo tempo, ma poi nel secondo tempo non c'è stata storia, l'abbiamo messa alle corde, tant'è che la Juventus non è arrivata mai a tirare in porta. Politano, il migliore in campo insieme a Anghissà, che partita ha fatto Politano di sacrificio, oltre l'assist per l'1-0 di Anghissà, per l'1-1 scusate. Cioè mi sono piaciuti tutti, ecco, forse qualcuno che, cioè, vabbè, può anche starci, perché ha faticato anche con l'Atalanta, con le squadre fisiche, l'abbiamo visto faticare un po' e lo Lobotka, però che cosa dobbiamo dire a sti ragazzi? Vista la panchina, io non ci speravo nemmeno, dopo l'infortunio di Olivero ho detto ci tocca giocare con Spinazzola, che quello magari è bravo a spingere, ma in difesa lascerà qualcosa. Sull'occasione di Ildiz qualcosa ha sbagliato, sì, però poi si è rifatto tutta la partita, ha fatto una grande partita come Juan Jesus, come Rachmani, così come il capitano Di Lorenzo, tutti hanno giocato bene ragazzi, tutti, ci siamo andati a prendere questa vittoria, cagazzim, mamma mia Anghissà, spettacolare, oltre a quel cazzo di gol che ha fatto, Lukaku che si presenta freddo dal calcio di rigore, e non lo sbaglia, lo segna e ci porta a una vittoria importantissima. A -16 fa freddo per i juventini. Meno male che Locatella, che poi ha commesso il calcio di rigore, era quello che ha detto andiamo a Napoli per vincere. E meno male, se andava per perdere, che succedeva? Ne pigliava 5 come all'annato scudetto. Mamma mia. E questo è un Napoli cazzimmoso, anche senza che vai a schiena, facciamo vedere quanto siamo forti. Noi ci siamo, questo è un grande segnale che il Napoli c'è, è sul pezzo e vince una partita importantissima dopo quella con l'Atalanta. Niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, che aspettate a carrozzi, iscrivetevi al canale di Napoliello 87, siamo belli, Mamma mia, Simeone, come entrare davanti a questi giocatori, gli dà quella determinazione che non si era mai visto, che si era spenta nell'ultimo anno. E niente, con questo è tutto, buona domenica a tutti, da Napoliello 87 come sempre, forza Napoli!